Francesco Vianello di Prima il Veneto. Buonasera a tutti, grazie del gentile invito. Professore, grazie, bentornato. Professor Vianello, su questo... Sì, ma anch'io veramente, allora, tanto c'è a livello personale un dispiacere enorme per una vicenda familiare di questo livello che coinvolge 3 minori. Poi allora, ci saranno dei dettagli ovviamente dal punto di vista giuridico che noi non possiamo conoscere, e quindi giustamente, come ha detto la collega Rubinato, affrontiamo la faccenda con un discorso di carattere generale. Io però riflettevo e pensavo, ma questo periodo di allontanamento dei minori da mamma e papà mi sembra molto lungo, cioè oserei dire esageratamente lungo. Cioè c'è stato un problema, mi sembra, uso sempre il condizionale, per carità, un problema di carattere igienico-sanitario o alimentare, forse, nell'abitazione in cui vivevano, no? Immersa nel verde del bosco, ma caspiterina, ma li tieni lontani dai genitori da prima di Natale, da novembre, se non sbaglio. Cioè, questo potrebbe... vengono, diciamo, qualcuno ha scritto, bisogna dire non separati ma sequestrati, no? Vengono presi, impacchettati e portati da un'altra struttura, non si sa dove la mamma non può andare. Esatto, cioè, io capirei, però, ripeto, io sono ignorante in materia, per cui mi scuso anticipatamente, capirei un allontanamento temporaneo di 1 settimana, 2, ciappa, 3 settimane, ma qui stiamo parlando ormai di quasi 4 mesi di questi bambini allontanati dai genitori, e questo potrebbe provocare un trauma psicologico di proporzioni incalcolabili e irreversibile nei confronti di questi bambini, che fino a prova contraria hanno vissuto in totale pace e armonia e serenità con i loro genitori, per cui potrebbero essere portati a pensare che cosa, se è accaduto questo. Uno, che la società in cui viviamo è un posto orribile, perché ha scatenato questa reazione sproporzionata forse nei confronti dei loro genitori, oppure che mamma e papà hanno fatto qualcosa di orribile agli occhi di questa società. E quindi questo potrebbe anche confondere e disorientare i bambini nei loro punti di riferimento e valori. Ecco, poi mi permetto anche di aggiungere, ma vengono controllati allo stesso modo tutti quei minori che vivono in altre circostanze, magari in appartamenti di Mestre, anche quello, o di Marghera, dove non si sa neanche quante persone ci siano all'interno di un appartamento. Sono 10 in un bilocale. E in quali condizioni igienico-sanitarie o di integrazione, o anche magari di trattamento delle donne, se quelle donne godono perfettamente di tutti i loro diritti di scolarizzazione, di integrazione sociale, di approccio al lavoro. Cioè, dovremmo porci una serie infinita di altri interrogativi anche. Professor Vianello, sì. Volevo sentire anche lei su questa... Ma sì, allora, per quanto riguarda questi delicatissimi temi di politica internazionale, come sempre stiamo assistendo allo spadroneggiare dello zio Sam d'America, che considera regimi terroristi chi vuole, chi fa comodo a lui, per cui una volta Panama, una volta il Venezuela, adesso Cuba, e le sofferenze che sta patendo il popolo cubano a causa del soffocante embargo economico che gli Stati Uniti hanno unilateralmente deciso per l'ennesima volta nei confronti di questo paese. Poi facciamo qualche passo nel passato. Saddam Hussein sembrava che dovesse avere delle armi di distruzione di massa in grado di disintegrare tutto il pianeta. Nulla di più falso. Questo avvenne sotto il governo di Bush Junior, no? Repubblicano, ma anche lo stesso Clinton però
permise il bombardamento di quel che rimaneva della Jugoslavia, quindi di Belgrado, perché si opponeva alla secessione del Kosovo. Allora capite che anche tutte queste vicende internazionali possono essere interpretate a seconda di punti di vista completamente diametralmente opposti, perché un paese che si oppone alla secessione di una parte di esso ha o non ha il diritto di opporsi, quindi di mantenere l'integrità? No, in quel caso non la ebbe. Poi assistiamo molte volte a delle decisioni unilaterali che gli Stati Uniti prendono senza consultare gli altri membri della NATO, quindi del Patto Atlantico, e figuriamoci invece l'ONU. Poi abbiamo visto anche in Jugoslavia, nonostante ci fosse stato l'intervento diretto dell'ONU con i caschi blu, con quella forza di interdizione, vi ricordate benissimo purtroppo il massacro di Srebrenica che avvenne proprio sotto il naso dei caschi blu dell'ONU olandesi, che consegnarono 8.000 civili inermi alle forze militari e paramilitari della Serbia. Bene, di fronte a tutto questo marasma internazionale, il nostro governo che cosa fa? Tace, silenzio assoluto, mentre stanno aumentando i prezzi dei carburanti, che provocheranno un assoluto aumento di tutti i beni di consumo. E chi ci rimetterà qui? Come sempre gli italiani, specialmente quelli meno benestanti, quindi le classi più povere, meno agiate, la classe media, chi tutti i giorni dovrà utilizzare la macchina per andare al lavoro. Quanto spenderà? Ok? Ecco, per cui io avverto sempre il silenzio totale da parte del governo di centrodestra, che pure i numeri per governare li dovrebbe avere, ma nei comuni, come per esempio il mio, io parlo del comune di Venezia, con una giunta di centrodestra al governo da 10 anni, nessun provvedimento in termini di pubblica sicurezza, solo tanti bla bla bla, tante promesse e nessun intervento per difendere i cittadini italiani che sono barricati in casa, ostaggio di delinquenti, spacciatori e tossicodipendenti. A livello regionale, vabbè, sono state riconfermate quelle figure, no, che facevano parte comunque dei precedenti anni di governo, e a livello nazionale, bloccare gli sbarchi, quel famoso tanto promesso, sbandierato più volte, blocco navale, dov'è? Gli Stati Uniti si sono permessi di bombardare chi volevano, il Venezuela, perché lo accusavano di importare droga. E allora potremmo fare la stessa cosa anche noi con la Libia. Ma perché la Meloni non le capisce queste cose? Allora, grazie Vianello. No, lei adesso Vianello. E la Meloni andasse coi tamburi da Trump a dire basta guerra, probabilmente non succederebbe niente. Molto probabilmente la Spagna non sta spendendo soldi dei suoi cittadini per guerre che non gli appartengono. Pianello, non dica sciocchezze, la fregata spagnola, i cittadini spagnoli non vogliono questa guerra, non gli appartiene. Ci sono altre priorità, i spagnoli lo sanno bene. Può darsi che Viva il Veneto e i curdi. Grazie.